Ciao a tutti ragazzi fragolosi e bananosi, come direbbe la mitica zia Wilma. E andiamo con una nuova puntata della macchina del capo. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. E noi la azzecchiamo col chewing gum. E noi la azzecchiamo col chewing gum. Ciao caro, ciao cara. Vi piace? Posso andare anch'io a intraprendere una carriera a casa Sanremo? Cosa ne dite? Allora, parliamo, oggi parlo un po' del più e del meno. Del più e del meno parliamo di vita lavorativa. Allora, la mia vita lavorativa è un po', penso che un po' come quella di tante persone al giorno d'oggi, gli alti e bassi, tutti quanti hanno gli alti e bassi, momenti di crisi e quant'altro, però comunque nell'ultimo periodo, nonostante il mio periodo in giù, sono stato contento perché ho conosciuto davvero delle persone che sostengono le mie idee e i miei progetti. Ho partecipato insieme alla mia amica Tiziana Grimaldi al Salotto Napoletano, che è stato un programma che in onda a Italia Mia. Questo programma è una televisione campana locale, una televisione locale, Salotto Napoletano, dove ci sono sketch in napoletano, canzoni in napoletano, si chiacchiera, si parla di progetti lavorativi, si parla di far rinascere il popolo napoletano, le sue idee, l'arte, la musica, l'amore e quant'altro. Questo Salotto Napoletano, Lino Rosi e Carmen Bagnale, un saluto a tutte e due. Loro hanno invitato prima la mia amica stilista Tiziana Grimaldi, e essendo che collaboro con lei abbiamo deciso insieme, anche col supporto dei presentatori, di portare la moda lì al Salotto Napoletano. Ogni tanto girano diverse modelle e potete vedere sui miei social tutte le foto che si fanno lì al Salotto Napoletano, non solo nei camerini di Italia Mia quando riguarda il make up, ma anche tra gli artisti. È una bella situazione, perché si può liberamente parlare dei propri progetti lavorativi e farsi conoscere. Un grazie forte forte forte, un abbraccio forte forte forte, perché quando ti incontri e vedi proprio la luce negli occhi di determinate persone che ti accettano per quello che sei, ti riescono a capire per la vita lavorativa che hai scelto, ti apprezzano per il lavoro che fai, ti stimano per quello che fai, e poi non proprio ti supplicano, cioè ti cercano per volerti tra di loro, vuol dire che nonostante tutto si sta facendo un buon lavoro. Ragazzi, non so se ci saranno altri salotti napoletani su Italia Mia, però comunque potete vedere giù, puoi vedere giù nell'info box, seguirmi e sapere se andrò ancora su Italia Mia. Io ti saluto, un bacio, e che dirti, alla prossima, alla prossima, alla prossima.